Dal comunale di Calascibetta, amici di WeSport, un cordiale saluto e ben trovati con la gara d'esordio del campionato di promozione nel girone C. Il Villarosa San Sebastiano ospita il Caggi. La formazione di mister Alessio Camarda, per la prima volta in questa categoria, si schiera con Vecchio tra i pali e un 4-3-3 che vede Goindem, Di Bartolo, Aghero e Alaimo in difesa. In mediana Saglimbeni, Adriano Mannino e Cantarella il tridente offensivo, Riccina, Scalisi e Loiacono. Risponde il Villarosa con Tabascio, Tabasso, Allegra, Folisi, Di Biasi, Piuca, Nocito, Camarà, Zongo, Rapè e Palermo. Arbitra la partita il signor Simon Pietro Lamalfa, sezione di Palermo, assistenti Bennici di Agrigento e Vitaggio di Trapani. Si parte ed è subito gol, siamo al settimo, il rinvio di Vecchio e preda di Ignazio Nocito, il pallone finisce a sinistra per Palermo, da uno sguardo in mezzo la mette all'indietro, c'è Camarà tutto solo che in girata mancina fa 1-0 il Villarosa, è subito in vantaggio e sblocca il risultato a Calascibetta con il proprio numero 13. Al 13esimo invece sventagliata per Saglimbeni, attacca il Caggi, pregevole lo stop, l'1 contro 1 viene atterrato così da Folisi, steso, calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara, dal dischetto si presenta Cantarella, ipnotizzato da Tabascio, ma lì c'è ancora lui, Saglimbeni il più veloce a ribadire in rete, ha pareggiato il Caggi. Adesso al Calascibetta è 1-1 al minuto 18, Saglimbeni fa correre di testa Scalisi, lo scarico all'indietro per Alaimo, prova a metterla in mezzo Cantarella, la girata di prima intenzione viene sfiorata da Tabascio in calcio d'angolo al 24esimo, calcio di punizione di Piuca, il Villarosa ci prova, la respinta e la difesa sui piedi di Ignazio Nocito che trova un destro clamoroso, 2-1 il Villarosa ancora in vantaggio con il proprio centrocampista argentino che si inventa una traiettoria meravigliosa. Momento propizio per la formazione di mister Parisi che spinge ancora dopo 60 secondi Palermo, forse col fallo su Di Bartolo, il pallone finisce in mezzo, arriva il tocco di Zongo che vale il tris, ringraziamo gli amici di Calascibetta che ci hanno impallato la telecamera e 3-1 per il Villarosa. Arriviamo allora fino al 40esimo, Piuca su calcio d'angolo direttamente verso la porta, Vecchio la sfiora in qualche modo e la rimette in corner. Fine primo tempo a Calascibetta, già 4 gol, il Villarosa è in vantaggio 3-1 sul Caggi, bravo a reagire sulla prima rete, poi invece la formazione locale ha preso il largo, non cambia la musica, inizio ripresa, 55esimo, Bangura per Nocito, assist illuminante su Rapè che salta Vecchio e trova il gol del 4-1, quello che molto probabilmente, virtualmente, chiude il match di Calascibetta. Il numero 10 sul tabellino dei marcatori, mister Camarda prova a scuotere i suoi dalla panchina. Al 65esimo triplo cambio, entrano Varriga, Donato e Cipolla per Scalisi, Di Bartolo e Adriano Mannino. Al minuto 70 sarà il momento invece di Giuseppe Mannino al posto di Alaimo. Minuto 71 attacca solo la formazione padrone di casa, azione tutta in verticale, sbuca Nocito sul secondo palo, vola letteralmente Vecchio per rispondere in calcio d'angolo. Al 74esimo esce Loiacono, entra Costanzo, l'offensiva al minuto 76 è del Villarosa, c'è un lancio lungo dalle retrovie, l'uscita di Vecchio sui piedi di Bangura che salta l'avversario, cerca la conclusione mancina, Vecchio bravo a respingere. Arriviamo fino al 78esimo, calcio di punizione per il Caggi, il neoentrato Cipolla pesca Aghero, colpo di testa che termina sul fondo. Al 94esimo triplice fischio da parte del direttore di gara, esordio amaro, esordio complicato per il Caggi a Villarosa. La formazione padrone di casa vince 4-1 nel segno di un grande Ignazio Nocito.